Tragedia a Sant'Orso nel Vicentino, quindicenne muore al pronto soccorso dove era giunto in gravi difficoltà respiratorie e da 40 giorni portava un gesso alla caviglia, disposta l'autopsia, accertamenti della procura. Emergenza profughi, sale la tensione a Portogruaro, si teme l'arrivo di 50 migranti in alcune palazzine, i residenti permanentemente in strada e pronti a bloccare il pullman, e a Conetta manifestazione contro la gestione dell'ex base. L'8 luglio 2015 il tornado che devastò la riviera del Brenta, 2 anni dopo è quasi ultimata la ricostruzione, ma si lotta ancora contro la burocrazia. Lunedì al via alla Camera la discussione sulla conversione in legge del decreto Banche Venete, intanto oggi 38 sindaci della Marca hanno indirizzato al governo una lettera appello: salviamo i risparmiatori. La mamma la sorprende a fumare uno spinello, lei reagisce ferendola con un coltello, quindicenne denunciata per lesioni. Dopo Padova e Belluno completa anche la nuova giunta di Verona guidata da Federico Sboarina, vice sindaco l'europarlamentare della Lega Lorenzo Fontana, 4 le donne in giunta. Lui diventa una donna con un'operazione chirurgica, lei fa altrettanto diventando un uomo e dopo essersi conosciuti ora vogliono sposarsi, l'inedita coppia a Padova. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca, l'avete sentito dai titoli: dramma all'ospedale di Sant'Orso, un ragazzo di 15 anni è morto ed è giallo sulle cause. La mamma, vogliamo sapere i motivi del decesso. Sentiamo. Spezzata a 15 anni, un decesso le cui cause ancora non sono certe. Nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi un adolescente è morto al pronto soccorso dell'ospedale Alto Vicentino di Sant'Orso. Si chiamava Daniel Mitrovic, di origini serbe, ma nato e cresciuto assieme ai suoi genitori e alla sorella nel quartiere dei Cappuccini a Thiene. Il ragazzo è stato portato all'ospedale perché faticava a respirare e mentre lo stavano trasportando in ambulanza ha perso i sensi. Poi c'è stato l'arresto cardiaco. In ospedale sono proseguite le manovre di rianimazione e il trattamento per 60 minuti, ma all'1:35 si è constatato il decesso. Dall'ULSS fanno emergere che Daniel aveva un gesso alla caviglia destra applicato circa 40 giorni prima e era in profilassi antitrombotica. L'autopsia è stata disposta in accordo con i familiari. Ed un altro dramma a Padova, torna in ospedale dopo una visita e scopre che il bimbo che portava in grembo era morto da giorni. Shock in città, la procura ha aperto un'indagine. Il 28 giugno era andato in ospedale per un controllo di routine. 5 giorni dopo però una donna incinta al 7° mese non sentiva più il battito del bambino che aveva in grembo e così era tornata in ospedale sempre a Padova. I medici della clinica ostetrica hanno deciso di far nascere il feto con un cesareo, ma al momento dell'intervento si sono resi conto che la creatura non viveva più già da qualche giorno. Per la famiglia uno shock. Il marito della 35enne si è recato alla stazione dei carabinieri di Prato della Valle per raccontare i fatti. Il pubblico ministero del Tribunale di Padova, Francesco Tonon, ha chiesto di acquisire le cartelle cliniche e ha aperto un'indagine. Ora c'è da capire per quanto tempo la donna si sia portata in grembo il bimbo morto e quali possano essere le responsabilità dei medici. Chi l'ha visitata pare abbia rilevato che il battito cardiaco del feto aveva dei rallentamenti, ma probabilmente non era emerso nulla di grave. La signora infatti era stata rimandata a casa con l'impegno di ritornare in clinica tra qualche settimana. Poi la tragica scoperta. Ed ora andiamo a Portogruaro dove la tensione è altissima, i residenti sono scesi in strada pronti a tutto pur di non far arrivare i richiedenti asilo in arrivo da Cona, via San Giacomo. La zona è blindatissima, carabinieri, polizia. Nel pomeriggio sono arrivate anche 2 camionette della Celere, ma i cittadini avvertono: non molleremo. Sentiamo. Hanno sfidato il caldo torrido, ma da via San Giacomo i residenti non se ne andranno. Un presidio che rimarrà giorno e notte. La tensione in queste ore è salita alle stelle. La notizia dell'arrivo imminente a Portogruaro di richiedenti asilo dalla base di Cona ha fatto esplodere la rabbia dei cittadini. Certamente ci opporremo con tutte le nostre forze, anche perché siamo in attesa degli aiuti che arriveranno dal Veneto e dal Friuli, perciò cercheremo il tutto per tutto di non farli passare.
Non intendono cedere di un passo, sono pronti a tutto, dicono anche allo scontro. Insomma, una situazione che rischia di degenerare. La zona è blindatissima, carabinieri e polizia presidiano le palazzine degli ex militari che dovrebbero ospitare i migranti. Nel pomeriggio sono arrivate anche 2 camionette della Celere. Ci ho abitato fino a 5 anni fa e poi siamo stati sfrattati, eravamo in 5 famiglie perché si rompevano delle cose, dicevano che non erano più agibili e ci hanno dato 30 giorni. In questi 30 giorni abbiamo dovuto trovare un altro appartamento all'esterno e siamo andati via. Invece adesso vediamo che l'agibilità, come quando si vuole, si può trovare, no? Fin dalle prime ore del mattino c'è stato un tam-tam su Facebook e accanto ai residenti sono arrivati i cittadini dal Veneto e dal Friuli. Il clima con il passare delle ore si è scaldato. Se pensano di portarli di notte ci troveranno qui, tuonano. Siamo contrari a un'accoglienza selvaggia in tutti i territori italiani sicuramente. Per adesso guardiamo Portogruaro che è il nostro paese. Poi aggiunge senza mezzi termini. A Cona sono nati dei disordini, si sono create delle bande di potere per il controllo del territorio e da lì nasce l'esigenza di liberare Cona. È un'esigenza di un problema che andava risolto a Cona, non va spostato da Cona a Portogruaro. Hanno anche iniziato una raccolta firme che in poche ore ha superato il 1.000.000, petizione che sarà inviata presto al Parlamento europeo. Fanno tutto, tuonano senza nemmeno interpellare la gente. Non devono assolutamente prendere iniziative senza interpellare chi comunque ne trae svantaggi da questa situazione. La gente è stanca e non intende rassegnarsi. Ormai la gente è stanca di queste situazioni, non si vive più tranquilli, non c'è più la serenità di farsi una passeggiata perché c'è paura di essere aggrediti, perché c'è paura che la gente sia aggredita. Secondo voi queste persone sono pericolose? Secondo me sì. Domani è un altro giorno ed i cittadini saranno lì pronti ad intervenire. Ed ora andiamo a Conetta, da dove partono i pullman di richiedenti asilo diretti a Portogruaro. La situazione resta critica nonostante i tentativi di alleggerimento dell'ex base militare. Questa mattina intanto iniziativa di protesta organizzata da Fratelli d'Italia. Nessun corteo, nessuno slogan né coro di protesta per il centinaio di militanti di Fratelli d'Italia che hanno manifestato in mattinata nella piazza di Conetta contro il sovraffollamento di profughi nell'ex base militare della frazione. Vogliamo semplicemente, spiega il consigliere regionale Sergio Berlato, far sentire la nostra presenza e la nostra vicinanza alla popolazione di questo comune, vittima di una grossa ingiustizia. Noi nel nostro paese abbiamo già fin troppi disperati italiani che meritano di avere un aiuto concreto da parte delle istituzioni. Prima vogliamo aiutare i nostri disperati italiani, poi se avremo disponibilità potremo aiutare anche qualcuno di coloro che chiedono ospitalità nel nostro paese. Dopo anni di promesse da marinai, ricorda uno dei residenti, abbiamo recentemente incontrato il prefetto che ci ha invitati ancora una volta alla calma. Capiamo che la colpa non è sua, ma così non si può andare avanti. Dovrebbe essere il governo a Roma che ci dovrebbe fare un pensiero per snellire, per non continuare a mettere in ginocchio un piccolo paese di 190 persone. Una cittadina, un paese con pochi abitanti, ma che attualmente nel giro di 3-4 km quadrati ha circa 2000 dei cosiddetti richiedenti asilo. Evidentemente chi abita in queste zone, non solo a Conetta ma anche a Agna, a Bagnoli, viene considerato un cittadino di serie C e viene considerato questo territorio in zona extraterritoriale non solo rispetto allo Stato italiano ma anche rispetto all'Europa. I manifestanti chiedono la chiusura immediata degli hub di Cona e Bagnoli e l'impegno del governo a impedire nuovi sbarchi di migranti sulle coste italiane per porre fine a una situazione a loro dire insostenibile. Ora sembra essersene accorta anche la sinistra, questa sinistra ipocrita che ieri per mano e per voce del suo segretario Matteo Renzi ha dichiarato aiutiamoli a casa loro. Benvenuto a Matteo Renzi nel mondo reale. Ed ora a Solesino, nella bassa padovana, dove è polemica perché il sindaco decide di impiegare i profughi per lavori di pubblica utilità. I residenti si ribellano, dia lavoro alle famiglie in difficoltà. Il Comune ha bisogno di personale, così ha siglato il protocollo con la Coop per far lavorare come volontari i migranti. Accade a Solesino. La decisione dell'amministrazione spacca il Comune. Questo provvedimento consente ad alcuni richiedenti asilo di lavorare come volontari attraverso la Coop La Mia Badante. In una nota il sindaco ha spiegato che attraverso questo protocollo i migranti si possono inserire maggiormente nella comunità attraverso piccole mansioni di pubblica utilità, come pulizia delle strade, piste ciclabili, caditoie e spazi pubblici, svuotamento di cestini e manutenzione delle aree verdi.
Un comitato di cittadini però ha contestato l'azione del sindaco. Invece di far lavorare i migranti dovrebbe dare un impiego a tutti quei cittadini in difficoltà, ha scritto il comitato. Soresino dice no. Cambiamo ora argomento, è quasi ultimata la ricostruzione nei luoghi della Riviera del Brenta devastati dal tornado esattamente 2 anni fa, era l'8 luglio del 2015, ma per i risarcimenti la strada è ancora in salita. Sentiamo. Un morto, 72 feriti e danni per milioni di euro, così si presentarono agli occhi dei primi soccorritori i luoghi della Riviera del Brenta devastati dal tornado l'8 luglio 2015. Una catastrofe naturale impossibile da prevedere, non perlomeno con quella intensità e violenza. I giorni a seguire furono quelli degli aiuti, delle maniche rimboccate per liberare case, capannoni, campi e strade dalle macerie. Furono i giorni della speranza per la ricostruzione, ma anche della conta dei danni e dei primi inesorabili scontri con la burocrazia che ancora oggi, a 2 anni di distanza, continua a lasciare le vittime del disastro nel frullatore dell'incertezza. Abbiamo una burocrazia che la fa da padrona, frena i risarcimenti, inasprisce gli anni, porta poco rispetto a noi cittadini. Stasera, lungo tutto il percorso attraversato dal tornado, si svolgerà una biciclettata simbolica in concomitanza con una notte bianca e una mostra fotografica per non dimenticare. In Regione giovedì si è svolta l'audizione con i sindaci dei comuni colpiti ed esperti in meteorologia per la presentazione di un progetto di prevenzione che sarà consegnato all'assessore competente entro la fine dell'estate. Va bene così, è una bella iniziativa, anche se ritengo che l'iniziativa principe dovrebbe essere una legge che dice in casi del genere che cosa ho diritto e in che tempi. Questa è la prima cosa da fare, ma a 2 anni non è stata fatta. Dolo, Mira, San Brusone e Cazzago di Pianiga, i luoghi più colpiti. Il pensiero del sindaco Calzavara oggi è tutto per i cittadini. Quello che mi sta più a cuore è il cittadino, colpito da un tornado una prima volta, pieno di debiti, colpito una seconda volta nel non sapere con certezza se avrà dei risarcimenti, colpito una terza volta dalla burocrazia che a 2 anni siamo ancora qui. Ed ora la questione delle ex popolari venete. Lunedì inizierà alla Camera la conversione in legge del decreto banche. Intanto oggi 38 sindaci leghisti e civici della Marca trevigiana hanno indirizzato al governo una lettera emblematica all'intitolazione "Salviamo i soci risparmiatori". I soci, quando hanno comprato azioni, per lo più non l'hanno inteso come un'azione di investimento, bensì come un'azione di risparmio, e oggi costituiscono buona parte della clientela delle ex popolari, e quindi anche Banca Intesa deve farsi parte diligente per convincere il governo che quanto verrà recuperato dalla bad bank dovrà essere restituito ai soci. L'ha sottolineato con forza anche mercoledì, quando gli ex soci hanno manifestato occupando la storica sede di Veneto Banca nella piazza di Montebelluna. Ora Marzio Favero, sindaco della città dove quella banca è nata e dove c'è la concentrazione maggiore di azionisti che si sono ritrovati con in mano un pugno di mosche, ha deciso di mettere nero su bianco quei concetti scrivendo una lettera al governo, lettera che è stata sottoscritta da altri 37 primi cittadini della Marca, leghisti ma anche di liste civiche. Pur riconoscendo che il subentro di Intesa San Paolo tutela le obbligazioni senior e subordinate retail, assicura l'accesso al credito alle imprese e le posizioni dei correntisti, i sindaci lanciano un appello al governo affinché si assuma l'impegno nella gestione del credito in sofferenza trasferito alla cosiddetta bad bank di reperire le risorse per indennizzare in quota parte gli ex soci delle popolari venete, posizione ribadita dal segretario nazionale del Carroccio Giannantonio D'Arè. I margini ci sono, io non dico che devono essere ristorati per il 100%, ma credo che il 15% sia veramente ridicolo. Io penso che Banca d'Italia deve prendere atto di questo e fare uno sforzo e tutelare i risparmiatori veneti. La Cassazione ha confermato i 30 anni di carcere per Vittorio Ciccolini, l'avvocato penalista veronese condannato per l'omicidio volontario dell'ex fidanzata Lucia Bellucci il 9 agosto del 2013. Secondo i giudici, l'istanza di riapertura del caso chiesta dai legali dell'uomo risulta inammissibile, il che rende adesso definitiva e non ulteriormente impugnabile la pena inflitta in primo e secondo grado al legale Scaligero, tuttora rinchiuso in cella a 30
Trento, dove si sta laureando in filosofia, attraverso l'avvocato Emanuele Fragasso aveva depositato un ricorso di 52 pagine. Nell'atto di impugnazione si argomentava che l'omicidio è stato commesso da Cicolini in uno stato di infermità tale da comprimere la sua capacità di intendere e volere, e che quella degenerata nel sangue sarebbe stata la rabbiosa reazione dell'ex compagno alla lacerante percezione che Lucia gli era ormai irrimediabilmente lontana, un blackout non programmato. La Cassazione invece, dicevamo, ha confermato i 30 anni di carcere. Ed ora cambiamo argomento, la cronaca, perché è stata una vacanza tragica per una turista padovana, quella in Sardegna. La donna è morta travolta dalla sua auto che aveva parcheggiato in salita. Sentiamo. Travolta dalla sua auto mentre è in vacanza in Sardegna, la vittima è una 76enne padovana, Cecilia Massara, nata a Novi Ligure in provincia di Alessandria, ma da molti anni residente a Padova, è deceduta nelle scorse ore. L'anziana è stata investita dalla sua auto parcheggiata in salita e quasi certamente senza il freno a mano inserito. L'incidente è accaduto a Palumbalza, nel golfo di Marinella, non distante da Porto Rotondo. La donna è morta sul colpo sotto la sua Fiat Punto appena parcheggiata mentre tentava di bloccare il mezzo che, per cause da accertare, aveva iniziato a muoversi come se non fosse stato inserito il freno a mano o la marcia. I carabinieri di Porto Rotondo, accorsi sul posto, dovranno verificare se si sia trattato di un'anomalia dell'auto oppure di una dimenticanza della vittima. Sono stati i vicini di casa a dare l'allarme. Assieme ai carabinieri sono intervenuti anche i vigili del fuoco e un'equipe medica del 118, ma per Cecilia Massara purtroppo non c'era più nulla da fare. Deve rispondere di lesioni aggravate una quindicenne che, scoperta dalla mamma a fumare uno spinello, ha reagito ferendola con un coltello. Scoperta dalla mamma a fumare uno spinello, reagisce ferendola con un coltello. Nei guai una quindicenne vicentina denunciata per lesioni aggravate ai danni della madre, 47 anni. La giovane si era ritirata in un poggiolo ai piani alti dell'abitazione dove vive con i genitori per consumare la droga, ben nascosta da tutti. È stata però scoperta dalla mamma che su tutte le furie le ha strappato di mano lo spinello gettandolo via, pretendendo che la figlia le consegnasse eventuale altro stupefacente. Forse proprio sotto l'effetto della droga la quindicenne è esplosa, si è avventata sulla donna e l'ha ferita a un braccio con un coltello. La 47enne, accompagnata al pronto soccorso, ne avrà per una decina di giorni. Massimo Esposito, l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, ha confessato gli episodi di corruzione che gli sono stati contestati ed è stato scarcerato questa mattina. Per lo scandalo Mazzette scoperto dalla Guardia di Finanza restano ancora in carcere il commercialista Augusto Sartore e l'imprenditore Aldo Bison. Delle 16 ordinanze di custodia cautelare, 2 delle quali ai domiciliari, ne restano in piedi ancora 2 per lo scandalo Mazzette e corruzioni, il secondo per importanza dopo quello del Mose in Veneto. Restano ancora chiusi in carcere il commercialista di Chioggia Augusto Sartore e l'imprenditore iesolano Aldo Bison. Stamani ha lasciato la casa circondariale nella quale era recluso dallo scorso 16 giugno Massimo Esposito, ex direttore dell'Agenzia delle Entrate di Venezia. Il funzionario nei giorni scorsi aveva chiesto di essere sentito dai PM titolari dell'inchiesta, Stefano Ancillotto e Stefano Buccini, per confessare gli episodi di corruzione che gli sono stati contestati. In particolare Esposito ha indicato agli inquirenti il luogo in cui aveva nascosto rotoli di banconote, e cioè in un'abitazione nella sua disponibilità all'interno del corrimano di una scala a chiocciola. La Guardia di Finanza si è recata in quella casa e nel posto indicato ha recuperato denaro per 60.000 euro. Il legale di Esposito, l'avvocato Fabio Pinelli di Padova, stamattina ha comunicato che su provvedimento dell'autorità giudiziaria di Venezia il suo assistito è stato scarcerato. Nei prossimi giorni medesima decisione potrebbe essere assunta dai giudici del riesame anche per Augusto Sartore e Aldo Bison, che hanno chiesto di essere ascoltati dai magistrati che in queste settimane hanno raccolto importanti riscontri documentali e confessioni a sostegno dell'impianto accusatorio. Il Tribunale del riesame renderà note nei prossimi giorni le motivazioni dei provvedimenti assunti che alleggeriscono le posizioni iniziali di alcuni indagati.
Ed ora il maltempo caldo torrido è allarme anche per domani per le temperature molto elevate, ma nello stesso tempo anche per temporali violenti. Ieri sera nel Vittoriese vento e grandini sono tornati a colpire la zona. Vediamo. Maltempo, ancora la zona del Vittoriese colpita da grandine e vento. In un attimo il cielo è diventato plumbeo, poi si sono scatenate raffiche che hanno spezzato rami, alberi ed una vera bomba d'acqua che ha allagato strade, scantinati, ma anche alcuni locali. Stamattina però, dopo uscendo su verso Serravalle, il disastro delle foglie, di tutti i rami, e ho trovato anche della grandine ammucchiata. Via della Vittoria in poco tempo si è trasformata in un fiume in piena. Il problema sono i tombini che in centro a Vittorio Veneto non riescono a reggere l'acqua che scende dai giardini. Il problema grosso è che ci sono tombini che non scaricano. Ieri sera qui era un lago questa strada, chi doveva attraversare chiaramente doveva fare col traghetto. Decine le chiamate ai vigili del fuoco, numerosi gli interventi in tutto l'Alto Trevigiano, soprattutto tra Vittorio Veneto, Conegliano, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Pieve di Soligo, Valdobbiadene, Fontanelle, Spresiano e Villorba. A Pieve di Soligo una strada è stata letteralmente sommersa dall'acqua, un nubifragio che arriva a distanza di una settimana dall'inferno che si è abbattuto nella zona. Enormi chicchi di grandine che hanno distrutto auto, sfondato coperture di capannoni e danneggiato tetti. E ieri sera è tornata la paura. Quando il cielo si è coperto ed il vento ha iniziato a soffiare, il pensiero è andato a quel giorno, il 25 giugno. Fortunatamente l'entità questa volta è stata minore. La grandine ha comunque colpito anche il Fadalto, gli orti sono stati quasi tutti distrutti. A Ceneda molte case sono rimaste sott'acqua, mentre a Carpesica il torrente Monticanello in piena è straripato ed ha invaso il campo, ed ancora una volta in ginocchio anche i vigneti del Prosecco. Nel Vittoriese è la terza volta che il maltempo si abbatte violentemente in zona. Credo nella instabilità del tempo in questo clima sempre più tropicale, ahimè. Forse chi ha fatto qualche previsione, non dico catastrofica, però preoccupata, qualche ragione ce l'aveva. Fra i residenti ora regna la paura, tanto caldo, e poi in un attimo si scatena l'inferno, fenomeni inspiegabili. Ed ora nel Vicentino con l'inquinamento da PFAS è stata presentata dal Movimento 5 Stelle un'interrogazione in provincia di Vicenza riguardante il quantitativo di fluorurati scaricati in aria. Allora, sappiamo che fino al 1990 la Miteni era autorizzata a scaricare in aria 15 kg all'ora. Ora in teoria non dovrebbero più scaricare niente, così hanno dichiarato loro. Qui però si contraddicono perché parlano di abbattimento delle emissioni areiformi, evitare emissioni areiformi è aria. L'emissione di FAS in aria. Il documento a cui fa riferimento Sonia Perenzoni è la relazione tecnica che la stessa Miteni ha consegnato nell'aprile 2017 all'organo provinciale di controllo per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Un documento che evidenzia le risorse impegnate, la produzione realizzata e in particolare denuncia le emissioni prodotte. Nelle conclusioni la Miteni fa riferimento ad emissioni areiformi, che però dal 90 la Miteni non sarebbe più autorizzata a produrre. Questa presunta ammissione ha fatto scattare l'intervento del Movimento 5 Stelle, che ha presentato una serie di interrogazioni all'organo provinciale. Letto questa relazione, qual è la quantità di composti a 4 atomi che la Miteni butta in aria? Qual è il rapporto tra la quantità di composti a 4 atomi assorbita dagli abbattitori e quelle emesse in atmosfera? Cioè questi abbattitori funzionano o no? Perché qua c'è scritto ci sono delle criticità e ci sono delle fluttuazioni. In attesa del pronunciamento ufficiale della provincia abbiamo sentito l'amministratore delegato della Miteni, Antonio Nardone. Noi abbiamo dichiarato e confermiamo il fatto, e questo è stato anche comprovato dalle analisi dell'ARPA, che le emissioni aeree della Miteni non hanno presenza di PFAS e questo deve essere sottolineato 3 volte. Quante sostanze produce la Miteni? E di queste, quante vengono realmente quantificate e cercate negli scarichi industriali della stessa? Noi dichiariamo all'ARPA tutto quello che produciamo, tutte le materie prime e i prodotti finiti che entrano nel nostro ciclo di lavorazione. Dopodiché cerchiamo negli scarichi tutto quello che noi abbiamo in lavorazione.
Amministrative dopo Padova e Belluno, anche Verona oggi ha presentato la nuova giunta di centrodestra guidata dal neo sindaco Federico Sboarina, che ha tenuto per sé tutte le materie non assegnate, tra cui le deleghe relative a relazioni istituzionali, famiglia e politiche per l'agricoltura. Al vice sindaco, l'europarlamentare della Lega Nord Lorenzo Fontana, 7 deleghe, tra le quali relazioni internazionali, fondi UE, politiche della casa, politiche demografiche. Gli altri assessori del Carroccio sono l'ex presidente del Consiglio Comunale Luca Zanotto e Francesca Toffali. Per Forza Italia entra in giunta Daniele Polato. La lista civica Battiti Verona domani ha 5 assessori: il senatore Stefano Bertacco, Francesca Briani, Marco Padovani, Filippo Rando, Ilaria Segala. Infine all'ex giudice Edi Maria Neri, quarta donna della giunta, espressione della civica Verona pulita, sono state assegnate le nuove deleghe all'anticorruzione e trasparenza. Insieme all'ospedale il plebiscito sarà una delle questioni che incendierà il dibattito in Consiglio Comunale a Padova. Botta e risposta a distanza sul futuro dello stadio tra l'ex sindaco Bitonci ed il neo assessore Diego Bonavina. La questione dello stadio plebiscito sarà sicuramente una di quelle che nei prossimi mesi creerà maggiori tensioni tra la maggioranza e l'opposizione in Consiglio Comunale a Padova. Nelle scorse ore l'ex sindaco Bitonci, che voleva stanziare 3 milioni di euro per far diventare lo stadio nuova casa del calcio Padova, attacca con un video girato all'esterno del plebiscito la giunta appena formata dal neo primo cittadino Sergio Giordani. Sapete in campagna elettorale com'è andata? Giordani ha sempre detto che non sarebbe andato avanti con i lavori dello stadio plebiscito, ha accennato qualcosa sul rugby e adesso la grande verità è che i lavori andranno probabilmente avanti. Hanno preso in giro i padovani. Il neo assessore allo sport Diego Bonavina però smentisce Bitonci: non verranno spesi soldi per adeguare il plebiscito e i soldi a cui fa riferimento l'ex sindaco riguarderebbero il primo stralcio per mettere a norma lo stadio. Per il futuro del plebiscito, spiega Bonavina, adesso inizieranno a parlare con le varie società sportive. Plebiscito, come abbiamo detto nella nostra campagna elettorale, assolutamente no. Il calcio, ci sono secondo me delle realtà importanti che sono il football americano, che sono il baseball, che sono il rugby stesso, che possono usufruire di queste strutture. Adesso fatemi valutare quali sono le soluzioni migliori, fatemi parlare con le società sportive, perché evidentemente dovrò sentire loro quelle che sono i loro interessi e poi compatibilmente con le esigenze anche del comune faremo tutto. Lui diventa Silvia, lei diventa Alessandro. Ora la coppia padovana ha deciso di sposarsi. Sentiamo. Lei una volta si chiamava Gianluca, lui si chiamava Lisa, ora Gianluca è diventato Silvia e Lisa è diventata Alessandro. Si amano, vivono a Padova e presto convoleranno a nozze. Una storia d'amore che i due raccontano dopo aver affrontato un percorso di cambiamento importante. Entrambi infatti hanno deciso di intraprendere la strada del cambiamento di genere. Le operazioni in Italia per Silvia, quelle in Belgio per Alessandro. Poi alla fine è arrivato l'incontro che ha segnato la vita dei due. Si sono conosciuti e innamorati e Silvia da Roma si è trasferita a Padova, dove Alessandro vive da sempre e lavora in un'azienda. Ora sono in attesa di sposarsi. Ed è tutto per questa edizione. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Ci salutiamo come sempre dando uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Il meteo, arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Anticiclone Caronte lievemente in crisi sulle nostre regioni, dove giungono piogge e temporali. Vediamo dove l'instabilità sarà più spiccata. Sul Veneto dalle ore pomeridiane temporali che dai rilievi si portano verso il Vicentino, il Veronese e il Padovano, anche con locali grandinate, più soleggiato invece altrove. Diamo uno sguardo anche alle temperature, le massime saranno comprese tra i 31 e i 38 gradi, minime a 21-23 gradi circa. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Qui continua il periodo di bel tempo e di ampio soleggiamento, da segnalare soltanto isolati piovaschi sull'Udinese più settentrionale. Temperature massime tra i 32 e i 36 gradi, valori notturni sui 22-23 gradi circa.
Concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche qui dalle ore pomeridiane si sviluppano temporali localmente forti e possibili su gran parte del territorio. Temperature massime tra i 33 e i 34 gradi, valori notturni attesi tra 19 e 20 gradi circa. Il mare sarà calmo sulle coste e poco mosso al largo, i venti moderati sudorientali localmente deboli da sud sul Golfo di Trieste. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.